C'è sta una persona, uno scrittore, che affrontasse questa sfida per la napoletana per un minuto, come se fosse la peppa di un bicchiere d'acqua. E questo scrittore, questo intellettuale napoletano, è Renato De Falco. Uno dei pilastri più avi tra napolitanistica e sempre, e autore di libri prestigio a cominciare dall'alfabeto napoletano fino al napoletanario. È presentatore in un programma di televisione fra i più intelligenti e importanti per la lingua nostra. Certamente Renato De Falco non si fosse tirato a rete. E si dica così, eppure perché tante volte che le cercano piacere oppure un consiglio, non ci fui mai una volta che mi ricetta che no. Come ricapita nel 2003, quando le cercai di scrivere un articolo per periodica ambasciata. Il titolo dell'articolo era E parole ro cuore, e l'articolo diceva così. Come teneva ragione Giulio Cesare Cortese, o Russo come fu annominato, quando in tale viaggio da Parnaso, all'anno 1621, scriveva che parole in Napoli impastate non sono frate mio ora per niente, ma da zucchero e mele, parole rosse che era la lingua nostra, che Giambattista Viga parlava filosofica, con notare Pietro Trinchera, che le commedie e quadriglie, chiamava abbondante e metaforica, e che Don Giulio Genuino riceve rosicarella, aggraziata, smorfiosa e trasaticcia. Parole che nascono dal cuore prima che dice vela, e che spalle fegna, pittano, giovane meglio qualunque quella che si vuole rapportare. Volimmo bene a sto parla nostra, e chi le causava Santo Tommaso d'Aquino predicando in da chiesa e San Domenico Maggiore. E chi che volettere e sapettere, tratta Basile per lo conto delle conte. Volimmo bene a sto parla nostra, che la lingua e l'anima, o sfogo del cuore, o suono del pensiero, o dicere la conferenza, o compagni tutti i giorni, o stipere la storia in Napoli, chi che è capace di affammoliare e di farci sentire frate carnale.